E beh, questi erano i cantanti che io ascoltavo dove sono nato, in Coppa Uica Parisi, a Milano, in poche parole, Mario Treva, Sergio Bruni, Franco Ricci, mi ricordo tutti quanti, capite? E poi vabbè, tutti i nuovi che sono venuti dopo, Mario Merlo, Rissicano, però i primi cantanti sono questi qua, insomma, capito? Sergio Bruno, Mario Treve, addirittura Mario Treve forse ancora prima ancora, capito? Ma noi nel nostro mestiere ci siamo sempre incontrati, incrociati, capito? E c'era un rispetto fisico, come mi chiamare, capito? Perché non c'è bisogno a volte, capito, di parlare. Tu abbassi un guardo che ti guardi e la fisicità, hai capito? Tu guardi in faccia e dici stiamo buoni assieme, no? Mi ricordo la faccia di Mario Treve, così, non dico bella, ma così immediata, no? Così simpatico, hai capito? Che quando ci incontravamo ci salutavano sorridendo, hai capito? Già capivano chi erano. E questo che ricordo che ho. Io mi ricordo che facevamo questa manifestazione che era appunto no, uno degli ultimi festival, che poi sono spariti tutti quanti. E mi ricordo in mezzo alla piazza che quest'ultima sensazione, perché poi noi eravamo appena usciti no, come gruppo, no, e facemmo, allora mi ricordo che era un brano non mi ricordo se era Catarì, una cosa così, Catarì, no? Il showman. E mi ricordo un po' tutta la situazione, che appunto qui c'è stato l'ultimo festival di Napoli che c'è stato, poi è sparito tutto, no? Come al solito, i mass medi no? Fanno sempre in modo che tu rimani a casa tua e non ti fanno mai uscire fuori, no? Voglio dire, purtroppo i mass medi fanno in modo che per noi è una fortuna che siamo riusciti ad uscire fuori, ma in realtà in due paesi non ti fanno mai uscire, capito? Perché è una questione di gelosia, una questione di cultura, no? Una questione di capito? Ma ricordi, guarda, tu devi capire una cosa, che noi musicisti, artisti, ci incontravamo sempre, o a un matrimonio, o a una manifestazione importante come feste di piazza, ci siamo sempre. Però devi capire che noi quando ci incontriamo non è che festeggiamo, noi ci rispettiamo come artisti, sappiamo che stiamo facendo da quel momento là, no? E sappiamo il rispetto che abbiamo ne parlato, capito? Cioè, il ricordo più forte qual è? Il ricordo che tu mi dici Mario Treve, io dico Mario Treve, Mario Treve, Mario Treve. Mario Treve è Napoli, Mario Treve è vale, come sai, è Napoli, capito? Mario Treve, un grande bacione.